Sanità padovana si sta riorganizzando, ma manca il personale, medici e infermieri, soprattutto nell'area materno-infantile. È il grido di allarme lanciato dai sindacati e dai lavoratori. I servizi di tutta la rete provinciale stanno perdendo qualità, e in particolare con la chiusura definitiva del punto nascite di Piove di Sacco e il depotenziamento di Campo San Piero, dove il reparto di pediatria è in turno solo 12 ore e manca la patologia. Alessia Piovesan e Claudio Rezzan. Padova deve rispondere e per rispondere ci vorrebbe più personale. Che cosa sarebbe necessario fare a questo punto? Maggiori assunzioni. È vero che c'è una denatalità, ma noi queste donne le dobbiamo prendere in carico. Sono 120 gli infermieri, le ostetriche e gli operatori sociosanitari nell'azienda ospedaliera di Padova. Nell'ULSS sono altri 150 i dipendenti di questi reparti, troppo pochi. Abbiamo un sacco di infermieri che preferiscono andare in altri ospedali, abbiamo carichi di lavoro insopportabili. Le crepe ci sono anche in ciò che è stato appena inaugurato, insistono, come la terapia intensiva neonatale. Per aprire tutti i posti letto disponibili mancano almeno 25 infermieri. L'ipotesi è di spostare personale dal nido, ma non è una soluzione perché chi è lì è necessario. E sentiamo su questo tema ora la replica dell'azienda ospedaliera di Padova. I posti della patologia neonatale nuova li abbiamo tutti aperti. In questo modo però noi abbiamo creato una maggiore offerta, l'abbiamo appena avuta, adesso stiamo arruolando il personale che la Regione ci ha autorizzato la settimana scorsa, in modo da passare dai 27 storici che abbiamo sempre avuto e che abbiamo anche oggi, ai 35 posti. I sindacati e anche i lavoratori dicono che c'è una carenza di personale eccessiva, che state spostando anche dal nido perché gli infermieri non li avete. Ora, in questo momento noi abbiamo una carenza di personale infermieristico legata al fatto che non abbiamo graduatoria, stiamo aspettando il concorso di azienda zero, però teniamo il personale dove c'è più necessità. Farete nuove assunzioni? Faremo nuove assunzioni di personale infermieristico. Disparità